Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Incidente mortale a Palermo dove sono entrate in collisione due moto. Ad avere la peggio è stato Emanuele Di Stefano di 41 anni. Pare che la vittima abbia urtato contro un altro mezzo a due ruote, perdendo quindi definitivamente il controllo dello scooter e schiantandosi contro alcune auto parcheggiate. Restiamo a Palermo dove una 18enne è finita in coma dopo aver bevuto un cocktail in un locale. La giovane, ricoverata all'ospedale civico, è risultata positiva agli esami tossicologici. L'ipotesi più plausibile quindi è che le sia stata messa droga nel bicchiere. Proseguono le indagini sulla rissa avvenuta giovedì scorso in strada a Catania. La procura etnea ha depositato la richiesta di convalida del fermo per le due donne coinvolte nell'aggressione della 26enne rimasta ustionata. 6 condanne e 2 assoluzioni è la sentenza emessa dal GUP di Catania, Ottavio Grasso, nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta sulle risse e i pestaggi avvenuti in una discoteca del porto di Catania e accusati a vario titolo di estorsione, lesione e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo con il meteo, il bel tempo sarà dominante domani in Sicilia, il cielo sarà sereno su gran parte della regione con qualche leggero annuvolamento a Ragusa e Siracusa. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, arrivederci.